Mandi a tutti e bentornati con la trasmissione per Furlan di Telemare. Voi come che vi ho detto, siamo fuori dai nostri studi, dal Biel Giardin, dal Palazzo Stefano Roncato, a Crauè, in comune di San Vito del Tor. E a contare salc di questa biela costruzione, di questo biel puesto, che non duce conosci, è Mirna Roncato con no, che è la parola di un tog di questa villa. Mandi Mirna, Buon dia a tutti. venuta, si può dire, in questa trasmissione, ma sono altri ospiti storici. Allora, se non puoi tu dire da origine di questa costruzione, di dove salti fuori di Sana Soda? La Villa Stefaneo è una villa venete che è stata costruita dai Baron Stefaneo dal 1640. Gli Stefaneo poi l'hanno venduta dal 1925 a Antonio Roncato, che era un possidente veneto, che era il mio bisnonno, e quindi i Roncato ne sono, diciamo, proprietari. E le storie da ville vio delle prime guerre mondiali e le seconde guerre mondiali. Per la prima guerra mondiale la villa era ospedale militare e vio anche il passaggio della terza armata di Emanuele Filiberto di Savoia, e durante questo passaggio è stata anche il soggiorno di Gabriele D'Annunzio, comprovato da un carboncino autografato che viene in villa stessa. Il poeta era venuto qua in villa per fare un'onoranza funebre di un suo amico che era morto dall'ospedale militare da Ville, che era il caporal Bellipanni. Per questo motivo, come facciamo proprio il 9 di giugno, facciamo una festa per ricordare l'evento, e l'estate e come in questo periodo è proprio un ciclo di conferenze che riguardano l'argomento da prima guerra mondiale, per ricordare i morti che sono stati durante queste brutte esperienze dal Friuli. Queste conferenze vengono fatte in tal palazzo? Sì, infatti proprio la costruzione laterale da villa, la parte di destra, che sarà adibita proprio a fare un museo da prima guerra mondiale. Dicono che una parte di queste conferenze è già stata fatta. Come viene proprio il programma proprio, Vinars 17 mai, Vinars 17 mai, Giorgio Milocco parlerà proprio dal contrabbandiere del contrabbandiere d'uomini Giuseppe Rizzatti. Grazie. Vinars vince 4 mai sempre, Ferruccio Tassin gli internamenti dei civili e dei parroci, quindi sì, argomenti da disegnare la prima guerra mondiale. Sì, argomenti da prima. E come disegna l'architettura, se poi tu dici per l'architettura la villa è una villa venete dichiarata e di stile palladiano, e il Palladio era l'architetto che era in voga dal 1640, quindi la villa si presenta con una parte centrale do costruzioni laterali. Le costruzioni, la parte centrale era l'abitazione dai padroni, dai barons, e invece le parti laterali hanno cambiato la loro funzione, sì, nei secoli. La barchessa, la struttura di destra serviva per deposito da mercis e come sosta di carrozzi. La barchessa di sinistra serviva invece come limonaia. Sì, il palazzo era un po' al folclore del paese, non mi parlo che lei veniva a lavorare, sì, funzionava. Dal 1900 proprio era il fulcro del paese, perché la Int veniva qua a vivi nelle parti laterali, e a vivi e a lavorare. Nella parte di destra proprio serviva come era stata fatta una piccola fabbricute, una fornace che come proprio è state ristrutturate per fare corsi di didactics per i frus e per gli adulti. La barchessa invece di destra
di sinistra, scusi, e serviva per lavorare i prodotti da tiare, delle tiaris che erano dai proprietari da villa stessa. Dentro le ville è tante decorate con affreschi dalla scuola del Tiepol, dal Chiarottini, che era un discepolo dal Tiepol che aveva lavorato con maestri a Vignesi e era nata a Cividal. Un po' di là dentro magari aveva dei, no? Magari, sì. Ecco, allora ning dentro aveva queste opere di arte. Ecco, allora siamo venuti dentro dal Palazzo, questo è il salone d'ingresso, se si può dire. Quel è un salone che insomma è a gran, ma non era proprio massa gran. E per questo motivo hanno fatto i veduti di pura fantasia proprio per dare più grandezza alla stanza stessa. E chi c'ha proprio le teorie del Palladio, per sé che il Palladio diceva che la villa doveva essere proprio simmetrica e che viodin le quattro parti che sono simmetriche su una all'altra e una dome è diversa per sé che ureve il passaggio da int per portare dal salon dalla parte nobile di Sore. Sono altre versi in tutte le parti, Viodin proprio una banda di che altro dal Palazzo? Dal Palazzo, sì. E sulla mobilia, se si può dire? Purtroppo non è il mobilio dell'epoca, ovvero è il mobilio dell'epoca, ma non originale da villa, per sé che gli Stefaneo qua anche hanno venduto al Roncato. L'hanno venduta con tutti i mobili dentro al Roncato proprio e purtroppo hanno portato via tutto e l'hanno rivenduto tutti i mobili e che caso sono stati acquistati in seguito dal Roncato stesso. Allora, tachin la visita dal Plan Nobile, dal Palazzo Stefaneo. E dove sino qui? Sin da stanza da Stux Rosa, che fa parte dal bed and breakfast Pluisior Design. Questa era tutte in origine, tutte blanche, poi una ristrutturazione ci ha fatto conoscere proprio il colore da stuc, che è un stuc pregiato, per sé è un stuc in marmorin fatto col marmo, pestato proprio, e che è di colore proprio rosa. In questa epoca cosa sta facendo? Sempre dal 1700, quando sono stati fatti tutti i dipinti da casa. Sì, dopo si vede che hanno le uniforme, non ha un tocco? No, là è rimasto proprio così per sé che il signor che l'ha ristrutturata è un signor che vuole proprio mantenere le robe come l'erano all'inizio e è andato a proprio che greca là da dipinto e l'ha ristrutturata e mantenuta così per far vedere il passaggio storico da stanza proprio. Sì, forse era una prova, no? Pensi anche io che era proprio una prova, sì. Andiamo in avanti sempre col Zir, questa stanza sei. Questa è l'alcova che era la camera dei barons. È bellissima perché è decorata in anciata quartis. L'unica roba particolare che sono questi battagli di Napoleon francesi contro gli austriaci, per sé che un figlio di Baron Stefaneo aveva militato proprio in questi battaglie e quindi i genitori avevano voluto riprendere
il FI nelle battaglie. Da Chista avvenne il passaggio del Reno intrapreso dai francesi presso Renvellier, fatto dal Pollencic. E Catrabanda vinse la battaglia di Loano, che è un po' est vicino Genova. Anche questa stanza viene utilizzata per il bed and breakfast dagli ospiti. Sì. Sì, tasuasi più piccoli, se sono altri pittori. Lui c'è no a tema bellic, sì. se continua. E sono due robis che faceva il Giovan Battista Stefaneo, una è l'Uselà e l'altra è la Ciassa, che sono stati riprenduti proprio dal mur per Faviodi, se che faceva proprio chi Stefaneo. Quindi sono le passions, gli hobby. E invece le avventure, dal FI. Proprio queste avventure sono oltre ad essere bielis, sono proprio storiche, per sé che non esistono altri dipinti così grandi. Talmur erano una volta dal castello di Colloredo di Montalbano, ma sono stati sperduti proprio col terremoto, e questi sono unici per loro genere. E finalmente si è arrivati a vedere al Tiepolo, o la scuola del Tiepolo. Sì, questo è il salone da ballo. Chi veniva infatti soprattutto le feste da seconda guerra mondiale, anche le ville erano occupate dagli inglesi e venivano qua a fare le loro feste, e purtroppo andavano rovinati sia il pavimento che i muri. Cavio di due affrescos proprio bei da scuola del Tiepol, del Chiarottini, e sono la famiglia di Dario al cospetto di Alessandro Magno e il banchetto di Cleopatra. Una Cleopatra che Samea Maria Antonietta per sé una volta riprendeva i personaggi storics con le sembianze dai nobili austriaci per Faviodi, che l'Austria era Bielaint proprio. E questo biel biliard? Che il cal è il biliard originale, perché i barons non sono riusciti fortunatamente a portarselo via. Perché l'è pesante, sì, voluminoso. E che il cal è quindi dal 1800 circa. Questa stanza era proprio tutta in funzione del biliard, anche al pavimento, len proprio perché i gioiador potevano stare al cielo. Si arrivas in una cappellota. Sì, questa è la cappella della villa, che trovi chattini due affreschi dalla scuola del Tiepolo, Sant'Elena e San Nicola. Elena e Nicola proprio perché i capostipi da famiglia Stefaneo si chiamavano Elena e Nicola, e hanno avuto dipingi i Sans Talmur. A detta da soprintendenza sono tra i più bei che vengono da villa, proprio per la loro particolarità, e sono anche stati attribuiti al FI dal Tiepolo, Gian Domenico Tiepolo. Anche che c'è dal soffitto a lei l'assunzione di Maria, a lei Tambiel, proprio per sé che è stata attribuita al Fidal Tiepol Gian Domenico. Sì, ma hanno anche una prospettiva particolare sì, sono stati fatti con la tecnica dal Chaff Pichul al Quarp Grand, proprio per dare maggior maestosità al San stesso.
E lì la cappella era dedicata a cui? Gli è dedicata ai Moars da famiglia Stefaneo, ma come la utilizzano anche per fare matrimoni o qualsiasi manifestazione che viene fatta anche durante il periodo da Messis di Crauì. E lì anzi sono i mobili invece sono originali come il biliardo di Sì, prima. la famiglia Stefaneo fortunatamente non ha portato via questi mobili che sono originali dal 1700, Sì, penso che roba inglese alle pecciate. Sì, avevi paura forse. Allora, lì è dentro la barchessa di Gestra, giusto? Sì. Sì. E lì, come che vedete d'ordine, è un vecchio for, come non scontarà Mirna, se che lei è in un tog di particolare, no, da Villa, che è fuori dal contesto storico, ma dentro da quello industriale. Sì, questa è proprio la fornace, la piccola fabbricuta che gli Stefaneo aveva in cui roncato. E i roncato sono venuti dal Veneto proprio per questa fornace, lavorando insieme ai barons e avevano dopo sì, mi tutti in pins queste fabbriche. E se veniva prodotto? In queste veniva produceva proprio crepe, ovvero questa è una foto dai vasi che venivano prodotti qua. Sì, sì. Quindi ceramica artistica. Ceramica artistica Ecco. proprio. Benissimo. Sì. Da Villa Stefano Roncato non avessi pensato a dare valore al patrimonio artistico, disegno industriale che sarà stato al passato, ma facesse anche ospitalità. Sì, da un anno leviart il bed and breakfast all'interno da Villa, che è un bed and breakfast di qualità, diciamo. In una stanza biele con una frex dal Tiepol, dalla scuola del Tiepolo, particolare. Dal nuovo design invece vi arzin che il bed and breakfast che lei da ordinò proprio che è un più rustic, più è accogliente, bellissimo. Ma le proprie rustic, ma con una ristrutturazione fatte proprio per valorizzare le robe bielis che sono ca Tor, ca tal Friuli proprio. Si intornasse per salutare dal Bears, dal giardino, da Villa, sotto di un arbol che anche che è particolare merita spindi d'operaulis. Se arbolese? Che è la sofora japonica, che verrà dichiarata monumento regionale proprio per la sua antichità e da 150 anni. È una pianta rara, diciamo. Una pianta rare, ma soprattutto è lenta nella sua crescita e quindi questa è particolare per questo motivo. Bene, allora finisco così al nostro zir dal Palazzo Stefano Roncato di Crauì. Ringrazio Grazie a la voi. signora Mirna che ci ha fatto questa sera interessante e us ricordiamo un momento prima di finire gli appuntamenti che sono come modevani, insomma, cadi un po' e culetta vela. Allora, il primo sarà al 9 di... Al 9 di Zoom? no, quella è... No, sì. quella è... L'ultimo, allora, come si di mai? Allora, il 17 di mai Sì. avvien Giorgio Milocco da Svod di Sera che favvelerà da Il contrabbandiere d'uomini Giuseppe Rizzatti. Sempre sono conferenze che integnano la prima guerra mondiale. E dopo, Wieners il 24 di mai a Vod di Sera, il professor Ferruccio Tassin favvelerà dagli internati dei civili e dei parroci. E dopo, come che vi detto prima, al 9 di giugno verrà ricordato l'evento da morte e dal ricordo dal caporal Bellipanni, che è appunto questo carabiniere, che è morto all'ospedale militare via Pavoera in questo palazzo e che è stata ricordata di D'Annunzio in una orazione funebre.
così noi adesso usiamo vedere quelli a Crauè, così può desviare di questa villa con i vostri svoi e non si arrivasse a Ciapadot us raccomandando di venire perché merita. Bene, allora Noi Vierzin Ancia sì. do volte salan con l'associazione Castiel di Udin, Castelli Aperti, una volta a primavera, una volta a autunno facciamo la visita guidata da villa. Ecco. In Dutch, venire a Viodila. Bene. Allora, grazie a mo e Grazie. mandi. Manti.